buongiorno. No, adesso ridono già perché un momento. Ecco, vedi del signore là? Vedi del signore? È lungo. Allora, buongiorno, vedete, arrivano, si fermano, quindi ti sto portando un instrumento economico non indifferente. Attendo pranzo pagato. Testimoni, signori. Allora, buon lunedì 15 e oggi è una giornata un po', per qualcuno un po' meno felice, qualcuno più felice, ma per il titolare Marco delle Tre Sorelle è una giornata meravigliosa, perché, ecco qua, quindi voi capite dove mi sono messo, perché siete dopo tanti anni, siete un momentino primi. Comunque un saluto agli interisti da uno juventino sportivo, siete lì, no, godete finché potete, perché ciao. E allora oggi facciamo una barzellettina che mi è venuta venendo giù, ho visto una suora che aspettava la corriera, mi è venuta spontanea questa barzelletta, che c'era una suora verso Udine, che sai che c'è il convento a Cassacco, verso Udine pioveva, era lì con l'ombrello, si ferma un macchinone, un Mercedes bellissimo, sai, con proprio l'auto, e scende e tira giù il finestrino, una bellissima ragazza dentro, fa, sorella venga, l'accompagno io, ma venga, non stia sotto la ma aspetta la corriera, ma no, venga, la fa salire in questa bellissima, sai, Mercedes dietro, oh grazie, no, insomma, parte con l'autista, arriva, sa, sto qua, zona Tricerno, così, gli dice in Chiavri, qua gli dice... mi fa sua grazie, sa che mi ama, non si preoccupi, ma signorina comunque complimenti, che bella pelliccia che ha, sì, bella, sa questa suora mi è costata 2 giornate d'amore, e quella collana meravigliosa di perle, ma questa invece è anche questa un po' più, 3 settimane d'amore, poi anche questa macchina meravigliosa, anche l'autista, beh qua invece sa, qua è un mese d'amore, complimenti. Tanto ci sono avvicinati, convento, la fa scendere, grazie a lei, così colà, grazie, entra nel convento, va nella sua celletta, si spoglia per asciugarsi, a un certo punto, mentre lì, dopo un mezz'oretta sente bussare, e lei, chi è? Sono fra Mario, vai in casa in T e i tuoi cioccolatini. Signor, ci sentiamo, Forza Inter, domani, ciao.